Secondo lei questo Stato, con le tasse con cui rimpingua le sue casse, poi li spende bene questi soldi o tende così un po' a sprecarli? C'è molto da tagliare, molto da razionalizzare, ci sono molte economie di scala sui quali investire. Del resto il Ministro Tremonti sta tentando di fare tutti questi processi. Le dirò, oggi tutti noi ci accorgiamo del fatto che le risorse vengono meno, che la coperta diventa sempre più corta. Però non ce ne accorgevamo ad esempio a metà anni 80, quando con i governi Craxi i bot erano al 20%, tutti erano felici e contenti perché portavano 10 milioni in banca e l'anno dopo ne avevano 12, però qualcuno, allora è la storia dei cavalli, ci preoccupiamo quando non abbiamo più soldi per far correre i cavalli, ma quando ce li avevamo tutti mangiavamo, ci ingozzavamo e mai si pensava al fatto che comunque questo c'era un dare e un avere ed era sempre in rosso ogni anno. Perché dico questo? Perché stiamo accumulando anni e anni di cattiva gestione, stiamo accumulando anni e anni di conti in rosso. Quindi il futuro qual è? Il futuro è il federalismo fiscale. Non abbiamo altre vie di uscita. In Italia si potrà non fare il federalismo fiscale, ma a questo punto passeremo la palla al popolo, sarà il popolo a fare la rivoluzione gandhiana, che è quella istituzionale, che è quella di individuare nuovi soggetti politici, che è quella di pensare a nuove forme di amministrazione. Noi dobbiamo assolutamente investire sul federalismo fiscale. Abbiamo un Parlamento che è pesante nelle decisioni, soprattutto nelle riforme. Abbiamo le regioni del sud che vivono ancora di questo baluardo, che è quello dell'assistenzialismo, che è quello delle prebende, che è quello dei troppi falsi invalidi, che è quello della spesa pubblica alle stelle. E noi vogliamo invece introdurre il sistema premiante, cioè se tu sei bravo a gestire la sanità è giusto che tu sia premiato e i conti, i buchi della regione Calabria se li paghino i calabresi. È ora di finire di vedere soldi che partono dal Veneto per pagare la spazzatura di Napoli piuttosto che i conti in rosso della sanità della Calabria. Sa cosa risponde la Calabria sulla sanità? C'è un buco, io non so di quanto, forse 1 miliardo, 2 miliardi, ma sicuramente sopra il miliardo di euro. Cioè, non ci sono i bilanci per ricostruire tutta questa storia. Cioè, noi ci teniamo i bilanci in famiglia scritti sulla carta di formaggio, qua qualcuno ci risponde ma non siamo in grado, ma questo è scandaloso. Lo dice un Veneto, da contribuente che paga le tasse in Veneto e che sa che in Veneto non si muore sulle corsie degli ospedali, no? Si viene curati bene, abbiamo una sanità eccellente, ma è giusto che non paghiamo più i conti di quelli che amministrano male, basta. Io ho visto Napoli, guardi, il primo Consiglio dei Ministri l'abbiamo fatto a Napoli. È ignobile, è riprovevole dover vedere un governo che va a occuparsi della spazzatura di una città. È scandaloso e mi chiedo come mai ancora gli amministratori di Napoli siano lì. Parlo del Presidente della Regione, parlo del Sindaco della città.